È una necessità per integrare la nostra produzione di energia rinnovabile, perché chiaramente noi non riusciamo a raggiungere obiettivi di decarbonizzazione, di superamento anche fra qualche decennio del fossile e rispondere alla domanda senza una produzione che abbia una gestione di continuità. Il nucleare è tale ed è pulito. Nucleare e rinnovabili sono la ricetta del governo per affrontare il fabbisogno energetico. L'ha ribadito il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Pichetto Frattini in occasione della Venice Climate Week a margine della festa dell'innovazione promossa dal Foglio. Su Porto Marghera però il ministro non si è sbilanciato. Io non mi fermerei in questo momento alla valutazione a Porto Marghera o altre localizzazioni. Noi naturalmente definiremo quelle che sono le procedure di permessi, con quelle che sono le modalità di individuazione delle aree. Poi in questo momento il dire se è Porto Marghera, Mestre o Torino o Milano o Napoli mi sembra un po' affrettato. Decisamente affrettato per il sindaco Venturini, che però ribadisce la necessità di puntare sulle rinnovabili. Penso che se ne discuterà tra 15 anni, quindi non mi fascerei la testa oggi. Diciamo però che l'Italia ha un disperato bisogno di approvvigionamenti di energia elettrica a basso costo. La vera competitività industriale su certi tipi di produzione, e lo vediamo insomma nella produzione ad esempio del plexiglass, dell'acciaio, di materie prime di base, ecco, passa da un'energia a basso costo. La Spagna ce l'ha, altri territori ce l'hanno, Venezia, Italia e altri paesi europei non ce l'hanno. Quindi il tema dell'energia sarà la vera sfida del futuro, molto collegata anche alla rivoluzione digitale, data center, server e quant'altro. Però ecco, parlare di nucleare, dove mettere le centrali nucleari oggi mi sembra veramente un esercizio filosofico anche abbastanza inutile. L'idea però di correre per vedere quali saranno le tecnologie del domani è sicuramente molto interessante. Diverso il progetto della regione per Porto Marghera. Noi su Porto Marghera abbiamo un altro progetto che è quello dell'hub delle terre rare. Tra l'altro nei prossimi giorni avremo un'interlocuzione con il commissario europeo che appunto sarà qui di persona per poter valutare questa soluzione che noi come Regione del Veneto abbiamo voluto offrire per garantire alle nostre imprese quel tasso di innovazione e di competitività che un hub delle materie rare, delle materie critiche potrebbe garantire al nostro territorio, e sarebbe un grande risultato per il Veneto